pomeriggio, un caro saluto da Stefania Della Tomasa e benvenuti dall'Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Lorenzo da Ponte. Prosegue la quinta edizione di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione 2025, il festival che mette al centro l'ascolto e la cura come strumenti di cambiamento. Siamo giunti al secondo appuntamento della giornata dedicato alla formazione, quindi a educatori, docenti e addetti ai lavori. Questa mattina abbiamo incontrato il professor Cosimo Marco Scarcelli, nonché presidente del comitato scientifico, e ora proseguono i nostri incontri. Un saluto a tutti voi presenti e a tutti coloro che ci seguono in diretta dalle piattaforme social, Facebook, sulla pagina ufficiale Educhiamoci 2025, sul canale YouTube Comune Vittorio Veneto, sulle pagine Instagram e LinkedIn Profili Dedicati e sul sito ufficiale www.educhiamoci-vittorioveneto.it. Qui troverete il programma integrale, le biografie dei relatori, i questionari di gradimento e tutti gli appuntamenti integrali fino a venerdì. Inoltre potrete registrarvi per partecipare sia in presenza o collegandovi con noi. L'evento è promosso con il patrocinio dell'azienda ULS 2 Marca Trevigiana e Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Progetto Centro Veneto Progetti Donna, Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti. E poi con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, per l'ideazione grafica e il coordinamento ringraziamo Palcom. Ringraziamo, come dicevo prima, il comitato scientifico presieduto dal professor Cosimo Marco Scarcelli e composto anche da Graziano Cecchinato, Giovanni Miolli e Arianna Palmieri. Siamo giunti quindi all'appuntamento dedicato a chi si occupa di formazione, agli educatori, e quindi un appuntamento sempre dedicato come tema centrale alla tecnologia. E vogliamo esattamente capire come l'intelligenza artificiale generativa può essere utile per approfondire meglio i temi della didattica e venire incontro proprio nell'ambito della didattica della scuola. E quindi l'intelligenza artificiale può essere veramente uno strumento valido per tutti coloro che operano nel mondo della scuola. E a farlo sarà il professor Graziano Cecchinato, è professore associato in pedagogia sperimentale per l'Università degli Studi di Padova. La sua attività di ricerca è rivolta al rapporto tra apprendimento e nuovi media e i processi di innovazione didattica nella scuola e all'università, dove ha svolto oltre 250 interventi di formazione e ricerca. Negli ultimi anni la sua attività si è concentrata sull'evoluzione dell'ecosistema conoscitivo determinato dall'avvento dell'intelligenza artificiale generativa e sui suoi effetti sui processi educativi. È autore di numerosi articoli scientifici e di pubblicazioni ed è attualmente membro di progetti di ricerca di interesse nazionale e internazionale. Come dicevamo, l'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento prezioso, bisogna conoscere rischi e ovviamente anche vantaggi, ma come possiamo utilizzarla al meglio nella didattica? Lo chiediamo al professore e quindi buongiorno, buon pomeriggio professore, benvenuto da Padova e collegato con noi. Salve, grazie per questo gradito invito. Sono qui cercando di condividere con voi qualche riflessione riguardo al tema appunto dell'intelligenza artificiale generativa nella scuola. Io, se posso iniziare, condividerei lo schermo. Sì, può iniziare Ehm, e mentre lei si prepara alla condivisione vorrei ricordare ai nostri amici che sono collegati che possono poi successivamente rivolgerle delle domande e possono anche scriverci al nostro numero WhatsApp 349 78 36 815 e inquadrando questo QR code potranno lasciare un sentimento, diciamo, ecco, chiamiamolo così, un questionario di gradimento per aiutarci a migliorare e noi vi ringraziamo anticipatamente. Prego, professore. Mille grazie, salve.
Avevo predisposto un questionario invece introduttivo in cui avevo pensato a delle domande per avere, come dire, un terreno comune sul quale poter dialogare, ma effettivamente non so quanti, cioè questionario al quale ci si può accedere inquadrando questo QR code, in questo momento rispondendo sono poche domande, oppure digitando il link che vedete lì sotto. E speravo di poter iniziare, ma anche considerando un po' le vostre risposte, però vedo che attraverso Zoom l'accesso probabilmente non è consentito perché ci sono solo due partecipanti e attraverso le piattaforme online non so se sia il caso di aspettare. Quindi io praticamente procederei e dopo eventualmente se qualcuno di voi compila il questionario andremo più avanti a fare qualche riflessione sulle vostre risposte. Perfetto, professore. Intanto sicuramente diamo il tempo anche di inquadrare, se possiamo lasciarlo un po' in sovrimpressione in qualche modo, chiedo alla Sì, sì, regia. mi dica lei, Sì, io posso lasciarlo e quando mi dice procedo. possiamo procedere, prego. Ok, grazie. Allora, ehm, la prima riflessione era, un attimo che nascondo i controlli, su degli elementi di base per tecnici, per capire un po' come funziona l'intelligenza artificiale generativa. Pochi minuti, perché serve per disambiguare sostanzialmente l'idea di quanto intelligente, diciamo così, è questa intelligenza e quanto opera in una maniera diversa da come opera invece l'intelligenza umana. Quindi qui vedete, quando noi inseriamo un testo in un chatbot, cioè su ChatGPT o su qualsiasi altro ambiente di intelligenza artificiale generativa, questo testo viene suddiviso in quelli che vengono chiamati token, e cioè vengono suddivisi in pezzi di testo e vengono poi codificati con i numeri che si vedono qui sotto. E questi pezzi di testo non corrispondono alle parole che noi siamo abituati ad utilizzare. Qui, per esempio, vedete colorato, c'è la modalità con cui viene suddiviso il testo che noi inseriamo in uno di questi ambienti, che è del tutto arbitrario, diciamo, e non corrisponde per l'appunto a come noi utilizziamo il linguaggio. E ogni ambiente, tra l'altro, suddivide il testo in maniera diversa. Dopodiché, per l'appunto, li trasforma in numeri, per cui in sostanza, come vedete, ciò che viene dato in pasto a questi ambienti sono delle sequenze di numeri, numeri che vedete qui sotto. Ora, ad ognuno di questi pezzi di testo viene associato sostanzialmente una posizione in un vettore che qui sotto, vedete, è rappresentato con un vettore in 3 dimensioni. Beh, tutto molto semplice. Per cui, in sostanza, parole che hanno tra di loro una qualche similitudine vengono rappresentate in questo ambiente in maniera, diciamo così, vicina, cioè stanno più vicine di altre parole. Allora qui per esempio possiamo vedere, qui è scritto in inglese, ma parole come, che ne so, banana oppure mela, sono per l'appunto codificate con dei numeri, e qui li vediamo rappresentate, e sono associate ad altri oggetti ai quali possono stare vicini, sulla base per l'appunto di queste dimensioni. E quindi qui vediamo che per esempio banana è vicino a mela, è vicino a pera, qui sotto qui vediamo che barca è vicino a nave e via così. Ok? Ora, questi ambienti possono associare le parole secondo, vengono chiamati partner latenti, cioè associazioni che probabilmente anche noi appunto non conosciamo, che sono molto più di tre. Attualmente i moderni sistemi, per l'appunto i large language model, associano fino a migliaia di dimensioni diverse, per cui praticamente una parola come mela può effettivamente stare vicina ad altri frutti, ma può anche essere vicina, per esempio, a tecnologia perché fa riferimento a mela in quanto Apple, oppure può essere vicina a Newton perché è la mela per l'appunto di Newton. Ora,
considerate che per l'appunto dentro questi ambienti ci sono migliaia di queste associazioni che per ogni elemento viene fatto. Okay? Quindi potete pensare ad uno spazio con migliaia di dimensioni. Dopodiché viene rappresentato in un sistema, una rete neurale fatta in questo modo, per cui praticamente quando noi inseriamo appunto un testo come quello che vedete rappresentato da questa immagine, ognuna di queste parole è associata ad altre parole con migliaia di collegamenti che vedete qui e, e ognuno di questi collegamenti ha un peso, e cioè sostanzialmente indica la forza di quella relazione tra un nodo ed un altro nodo. Per cui in sostanza quando noi inseriamo appunto delle parole, la rete neurale artificiale cerca questi collegamenti e cerca qual è la parola sostanzialmente che è più strettamente collegata a quella che abbiamo inserito e che può effettivamente venire dopo in una successione. Si fa così per tutta la serie di parole, sostanzialmente passando da uno strato all'altro della rete neurale, e viene fuori in pratica la parola che risulta statisticamente essere la parola più probabile, che segue quelle che noi abbiamo inserito sostanzialmente basandosi sui calcoli probabilistici che questi sistemi fanno utilizzando praticamente tutto il testo che è presente per esempio nella rete internet e non solo. Quindi in pratica un po' in tutta la nostra conoscenza viene data in pasto a questi ambienti e sulla base di calcoli statistici compare la parola sostanzialmente che segue, e in questo modo vengono generate appunto le frasi di risposta che noi otteniamo quando interroghiamo questi modelli. Quindi questo per dirvi, ed è soltanto appunto un'introduzione di carattere diciamo così tecnico, per dire che l'intelligenza artificiale generativa non ha nulla a che fare con l'intelligenza artificiale umana sostanzialmente, perché opera in maniera completamente diversa, e conoscendo la modalità con la quale opera possiamo anche capire che come da questo insieme di connessioni, qui si parla per esempio nelle reti neurali moderne ci sono migliaia di miliardi di collegamenti, che comunque sono meno di quelle che noi abbiamo come sinapsi nel nostro cervello, molto di meno perché si parla di trilioni. Ecco, sulla base appunto di tutti questi collegamenti scaturiscono delle frasi di risposta a quello che noi appunto introduciamo, ma non c'è nessuna intenzionalità, non c'è nessuna, come dire, entità che sulla base, che ne so, del libero arbitrio, di quello che volete, è in grado di generare questa cosa. È puramente un insieme di calcoli statistici che funzionano. Sostanzialmente funzionano perché sono basati su enormi quantità di dati e sono basati anche su algoritmi che diventano sempre più sofisticati anche grazie appunto alla concorrenza ormai effettivamente avanzata che ci sono fra tutte queste società che si impegnano nel generare servizi nell'ambito appunto dell'intelligenza artificiale generativa. Questo per, come dire, togliere ogni, come dire, ambiguità a quello che potrebbe essere appunto discorsi relativi all'autocoscienza e all'intelligenza artificiale generativa. Ora, l'intelligenza artificiale generativa non è l'unica intelligenza artificiale sulla quale la tecnologia si sta concentrando, c'è l'intelligenza artificiale generale, ci sono quella preditiva, ci sono tanti ambiti dell'intelligenza artificiale, ma nessuno di questi attualmente sta cercando di riprodurre i meccanismi cognitivi umani. Sostanzialmente ognuno di questi trova vie diverse, originali, per produrre conoscenza, se vogliamo, ma con modalità completamente diverse da quelle che sono alla base del funzionamento della nostra mente. Bene, detto questo, direi che possiamo passare a vedere come sfruttare al meglio, anche all'interno della scuola, questi strumenti, questi straordinari strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Qui, per l'appunto, qual è la cosa più importante che uno intende fare per sfruttare al meglio la Gen AI? E qui stiamo ancora parlando in generale. La risposta
è sostanzialmente nella modalità con la quale noi dialoghiamo con il nostro ambiente, con l'ambiente che abbiamo scelto per sostenere le nostre attività. E la modalità con la quale dialoghiamo si chiama prompting, e cioè che cosa noi chiediamo all'agente, al chatbot, di realizzare per conto nostro. Ecco, è molto importante sostanzialmente ciò che noi chiediamo e la modalità con la quale la chiediamo. Allora, sapete che si parla di prompt engineering e si parla del fatto che sostanzialmente quando dialoghiamo con uno di questi ambienti, possiamo partire con un obiettivo che abbiamo e creare un primo prompt. Dopodiché otteniamo dall'ambiente una risposta. Lo testiamo, e cioè praticamente analizziamo la risposta che abbiamo ricevuto, e se non è soddisfacente, e generalmente difficilmente alla prima richiesta lo è del tutto, diciamo, rielaboriamo il prompting e ripetiamo questo passaggio finché riusciamo ad ottenere una risposta che ci aggrada. Ora, tutto questo all'origine, diciamo così, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa era molto, molto sensato, parlo di 2 o 3 anni fa. A mano che procediamo con il tempo, anche questo aspetto comincia a diventare meno significativo. Allora, ci sono molti siti che raccontano quali sono gli elementi per realizzare un buon prompt, e si possono mettere dentro tutta una serie di elementi che effettivamente facilitano la richiesta del prompt, ma ciò che adesso risulta appunto essere più significativo è che sostanzialmente noi possiamo chiedere all'ambiente stesso di generare prompt efficaci. Okay? Per cui la cosa più semplice che possiamo fare è per l'appunto quella di partire da un prompt basilare, di spiegare anche senza nessun particolare dettaglio ciò che vogliamo, che desideriamo ottenere, e poi chiedere all'ambiente stesso di generare il prompt. Vediamo se posso farvi vedere. Sì, deve essere qui. Come si può procedere in questo modo? Vedete qui io ho chiesto molto semplicemente all'ambiente ChatGPT che mi generasse un prompt che avesse tutti gli aspetti rilevanti per creare un'unità di apprendimento sulla Rivoluzione francese. Allora, come vedete, lui ha ragionato per una quindicina di secondi e poi che cosa ha fatto? Mi ha prodotto questo testo. Vedete, nel testo praticamente c'è scritto per prima cosa che la gente deve agire come un esperto di didattica disciplinare, di storia e progettazione per competenze per la scuola. E qui naturalmente dentro le parentesi quadrate ognuno di noi può sostituire il testo che lì è indicato e indicare nello specifico il tipo di scuola per la quale stiamo generando questo prompt. Ok? Poi voglio dire, qui ci sono, vedete, tutta una serie di fattori, tra cui contesto e destinatari, quadro normativo e competenze, titolo, durata e collocazione, obiettivi formativi, prerequisiti, nuclei tematici e metodologie didattiche. Per cui noi sostanzialmente, seguendo questo prompt e adattandolo alle nostre esigenze, abbiamo la possibilità di creare un'unità di apprendimento o di farci aiutare dall'ambiente nella generazione di unità di apprendimento senza bisogno di aver riflettuto, ragionato e elaborato noi sostanzialmente queste informazioni, un prompt appunto così molto evoluto. Quindi, come vedete, anche adesso tutta la teoria e l'enfasi che è stata posta sul prompt engineering sostanzialmente sta un po' passando, perché in qualche modo possiamo farci aiutare anche appunto per questi aspetti. E ci sono anche altre cose che ci aiutano, perché per esempio ci sono dei siti come quello che sto condividendo adesso, che sono siti nei quali vengono proposti dei prompt già realizzati, ottimizzati per le varie esigenze che ci possono essere all'interno della scuola. Qui vedete ci sono prompt per generare nell'ambito dell'assessment delle rubriche, oppure per identificare le difficoltà nell'ambito della comunicazione, oppure prompt che possono essere utilizzati dagli studenti per generare piani di lezione.
Quindi in sostanza anche in siti, facendo delle ricerche sui siti, qui per esempio c'era un altro molto avanzato che ha veramente tantissimi prompt già predisposti, possiamo sostanzialmente affidarci anche a questi siti per generare dei prompt senza bisogno di dover noi, come dire, elaborarli in maniera molto sofisticata e ottimizzata. Quindi questo primo aspetto del prompting può essere affrontato in questo modo. Ecco, questo per l'appunto l'abbiamo visto e ci sono appunto anche i repository di prompt. Passando invece alle risorse per i docenti, ci sono una serie di attività e di funzionalità che i vari ambienti hanno messo a disposizione che favoriscono per l'appunto l'attività dei docenti. Quindi il chatbot di Google che si chiama Gemini e che si può raggiungere appunto a questo link opera in modo tale da favorire appunto tutta una serie di attività che riguardano appunto la didattica. Ora, questa presentazione che sto condividendo con voi, alla fine nell'ultima slide ci sarà il QR code e il link per andare a vederla e quindi tutti i link che adesso qui vedete avete la possibilità poi di averli a disposizione senza bisogno, non so, di fotografare lo schermo o altre attività. Allora, stavamo parlando per l'appunto di Gemini. Allora, guardate per esempio che cosa si può fare con Gemini. Io appunto lancio questo chatbot e poi qui vedete scrivo che gli chiedo di generare un testo di 300 parole sulla Rivoluzione francese e fra le varie opzioni che ho a disposizione, vedete qui, seleziono la modalità Canvas perché mi dà la possibilità di interagire sul testo che l'ambiente genera. Per cui se do questo comando, vedete che l'ambiente sostanzialmente genera questo risultato, cioè praticamente l'attività che ho chiesto, un file, un documento di circa 300 parole sulla Rivoluzione francese, sull'ambito che io ho chiesto. Poi da qui, come vedete, io ho anche la possibilità di interagire. Qui, per esempio, se questo testo che l'ambiente ha generato non mi piace molto, ritengo che sia il caso appunto di emendarlo, di correggerlo, di editarlo, lo posso fare e posso modificare il testo appunto che viene generato. Dopodiché, se mi metto qui e dico per esempio genera delle slide sul testo appena generato, l'ambiente comincia a generare per l'appunto delle slide sul testo che ha appena trovato, e cioè sull'elemento della Rivoluzione francese. Ora, generare delle slide richiede un po' più di tempo, ma io in pratica l'ho fatto qui, e quindi qui, come vedete, ha generato, dando lo stesso comando che vi ho indicato prima, 14 slide che io posso andare a vedere qui, ma posso anche esportare in presentazioni. Sapete che Gemini è un prodotto di Google e quindi è molto integrato sostanzialmente in tutti gli altri servizi che mette a disposizione Google, fra cui documenti, moduli, presentazioni e altre cose. Per cui se io attivo e chiedo per l'appunto di aprirlo in modalità presentazione, vedete che qui ho le varie slide che sono state realizzate. Se mi metto in modalità presentazione posso vedere sostanzialmente che queste slide sono veramente molto bene eseguite, il testo è veramente appropriato, anche le immagini sono, come dire, coerenti con il testo che viene prodotto, ed il tutto naturalmente in molto poco tempo. E quindi, come vedete, ci sono una serie di funzionalità veramente anche molto avanzate che possono aiutare i docenti nella progettazione delle attività didattiche. Ma oltre a Gemini, aspettate che nascondo le funzionalità
Un altro ambiente veramente interessante per i docenti è questo notebook che è sempre stato realizzato per l'appunto da Google, di cui qui vedete il link. Se ci spostiamo su questo ambiente notebook, vedete che è un ambiente nel quale c'è la possibilità di creare sostanzialmente dei libri digitali sui vari argomenti che ci possono per l'appunto interessare. E un docente li può utilizzare per creare per l'appunto dei contenuti di carattere didattico che possono essere per l'appunto molto avanzati. Supponendo anche questa volta di dover fare un'attività didattica che riguarda la Rivoluzione francese, vedete, posso entrare in questo ambiente e qui in questo ambiente ho chiesto in realtà, più che generare un testo, di trovare con una ricerca approfondita che vedete qui, di trovare sostanzialmente nella rete internet dei documenti, vediamo se riesco a farvi vedere anche il testo che ho inserito, dei documenti, vediamo se qui si vede, no? Forse l'avevo messo, vabbè, dei documenti che parlano appunto della Rivoluzione francese. Ho chiesto di trovare dei documenti di carattere didattico che siano adatti per la scuola superiore e di trovare risorse testuali, ma anche risorse multimediali, oppure video, oppure podcast, e che fossero, come dire, didatticamente validi. E nel giro di poco tempo, per l'appunto, questo ambiente ha trovato, vedete, 20 fonti che sono per esempio delle video lezioni di Alessandro Barbero, altri testi sulla Rivoluzione francese, e andandoli a consultare effettivamente sembrano appropriati sia per la dimensione didattica, sostanzialmente sia per la scientificità dei contenuti. A questo punto io chiedo all'ambiente di generare una serie di attività su questi contenuti che io ho selezionato e che formano, come dire, la base di conoscenza di questo ambiente. Quindi qui vedete sulla destra c'è la possibilità di chiedere un overview di carattere audio, vedete, se seleziono questa matitina posso creare un audio che è una sorta di riassunto che tocca gli aspetti principali dei contenuti che ho selezionato sull'argomento che voglio trattare con i miei studenti. Quindi in sostanza ho la possibilità di scegliere un formato, che può essere di approfondimento, basato su una conversazione fra due persone che dialogano intorno a questi termini, a questi temi, scusate, oppure un formato breve nella quale c'è una panoramica sintetica, oppure una revisione critica, vedete, oppure un dibattito appunto su questi temi. Se do a lui l'indicazione di generare e dicendo anche che deve concentrarsi sostanzialmente su determinati aspetti che qui posso andare a agire e modificare, posso fare clic sul pulsante genera e sostanzialmente l'ambiente, vedete, comincia a produrre una risorsa che richiede naturalmente un po' di tempo per essere realizzata e che mi dà la possibilità per l'appunto di proporre questa risorsa ai miei studenti come risorsa introduttiva sull'argomento di studio. Analogamente, vedete, posso farlo per il video. Se seleziono la modalità video, qui come vedete ho anche qui una panoramica, posso scegliere la lingua, posso scegliere lo stile sostanzialmente e quando lui ha prodotto, vedete questa cosa, lo trovo qui a disposizione e posso andarlo a generare. Non so se temo che quando ho condiviso lo schermo mi sia dimenticato di condividere anche l'audio, quindi adesso provo a sistemare, interrompo un attimo la condivisione per ripristinarla, condivido lo schermo e condivido anche il suono. Quindi condivido e a questo punto
ritorno all'interno del spazio dove ero in precedenza. Parliamo di una delle trasformazioni più importanti e, diciamolo, violente della storia. Un decennio che ha letteralmente messo sottosopra un'intera nazione, ridisegnando la mappa del mondo. È proprio questa la domanda chiave, no? Per trovare una risposta dobbiamo fare un salto indietro, nella Francia di fine Settecento, una nazione spaccata in due sull'orlo di un precipizio. Ecco, la spaccatura che ha definito un'intera epoca era questa. Ecco, spero che abbiate sentito. Quindi, come vedete, si tratta di una risorsa estremamente efficace, potente, che può effettivamente dare una mano sostanzialmente alla progettazione didattica e alla generazione di risorse didattiche che possono essere utili per i nostri studenti. Oltre a questo, tornando dentro la nostra presentazione, abbiamo la possibilità, e andando questa volta su ChatGPT, abbiamo la possibilità di, di creare dei tutor personalizzati per i nostri studenti. Vedete qui, torno sulla schermata di base di ChatGPT. Vedete che quando entriamo su ChatGPT possiamo selezionare una nuova chat e cominciare a fare una domanda attraverso l'inserimento di un prompt, come dicevamo in precedenza, ma possiamo anche creare sostanzialmente dei GPT personalizzati che possono essere da fungere da tutor per i nostri studenti. Quindi qui, per esempio, vedete, io ho creato una serie di questi GPT per i vari studenti che ho nei miei corsi universitari. Ma se seleziono, per esempio, uno di questi, vedete, è un tutor che risponde alle domande dei miei studenti sulla base di indicazioni, di istruzioni che io ho dato a ChatGPT e sulla serie di documenti che ho caricato, come abbiamo visto prima con il notebook LM. Cioè creo una sorta di base di conoscenza alimentando l'ambiente con una serie di risorse educative che io ritengo valide e appropriate per il mio studio, per quanto devo proporre appunto agli studenti, per quanto gli studenti devono apprendere, e praticamente ChatGPT risponde alle domande degli studenti non basandosi sulla sua base di conoscenza, ma su quella praticamente che ho creato io. Per creare o modificare uno di questi prodotti, vedete qui c'è il comando modifica GPT, qui posso decidere un'immagine, vedete in questo caso ho utilizzato Einstein, e qui posso dare delle istruzioni che, se sono molto dettagliate, vedete, le posso raccogliere in un documento di testo dove dentro praticamente spiego non soltanto la base di conoscenza, ma anche come deve comportarsi praticamente nel dialogo con i miei studenti in questo ambiente. Vedete? Se ne seleziono un altro, per esempio, vediamo, tutor socratico, vedete che, andando a vedere come si può impostare questo GPT, ci sono delle istruzioni e qui, come vedete, molto semplicemente scrivo in italiano: devi agire come un tutor socratico, il cui obiettivo principale è aiutare gli studenti a sviluppare comprensione profonda e pensiero critico attraverso il dialogo. Okay? Quindi questo praticamente utilizza, ogni volta che uno studente fa una domanda, risponde con qualche informazione, ma soprattutto generando una domanda che è appropriata per quella che ha generato lo studente. Si possono creare anche cose un po' più divertenti, per esempio si può dire a ChatGPT di avere una personalità, per così dire, scontrosa, per cui, per esempio, su questo che ho chiamato Grumpy Einstein, vedete, posso chiedere cosa sai dirmi della rivoluzione francese, e vediamo per l'appunto come mi risponde. L'avevo generato questo qui
Ecco, siccome l'avevo generato per l'intelligenza artificiale, questo tutor, si sente un po' spiazzato a dovermi rispondere sulla rivoluzione francese. Mi dice niente algoritmi, niente reti neurali, solo esseri umani e fanno quello che fanno quando hanno un buon sistema di governance, ribellarsi con entusiasmo pirotecnico. Quindi, come vedete, risponde in maniera in qualche modo sarcastica, che può anche essere questa una modalità per far partecipare appunto i nostri studenti. E alla fine dice: ora se hai altre curiosità completamente fuori tema rispetto a lei, fammelo pure sapere, sono qui apposta per far finta che mi diverta. Ecco, allora, se realizziamo per l'appunto uno di questi strumenti, possiamo naturalmente condividere con i nostri studenti. Qui vedete c'è il pulsante condividi e praticamente si può copiare il link, e una volta copiato il link noi lo possiamo tranquillamente condividere con i nostri studenti inviandolo con uno dei mezzi che abbiamo a disposizione, e gli studenti quando entrano in chat GPT si troveranno appunto sulla colonna di sinistra questo tutor e potranno interrogare il tutor. Ora, oltre ai tutor personalizzati che possiamo fare noi, in chat GPT ci sono anche un insieme di GPT che sono stati realizzati e che noi possiamo esplorare. Tra l'altro, anche i GPT che realizziamo noi li possiamo condividere nel repository di chat GPT. Quindi vedete, se selezionate GPT sulla colonna di sinistra, abbiamo tutta una serie di strumenti che sono stati appunto realizzati e che assolvono a funzioni specifiche con dei vantaggi rispetto all'interrogazione del sistema appunto di carattere generale. Vedete qui c'è uno dedicato alla ricerca scientifica che dà la possibilità di interrogare numerose banche dati in un unico per l'appunto comando. Poi ci sono assistenti che aiutano nella scrittura o nella produttività personale, nella ricerca, ancora quello che abbiamo visto prima, altri comandi, vedete, e anche nell'ambito dell'educazione dove ci sono praticamente assistenti di varia natura. Bene, allora questo sempre per quanto riguarda l'attività che possiamo svolgere come docenti e le funzionalità che questi ambienti ci mettono a disposizione. Tornando alla presentazione, possiamo vedere una serie di altre funzionalità che riguardano in questo caso, per esempio, la valutazione. Allora, voi sapete che la valutazione degli elaborati dei nostri studenti è una di quelle materie molto sensibili e che anche la Comunità Europea ha normato con il suo atto relativo, la sua legge relativa alla intelligenza artificiale come una di quelle attività che non possono essere demandate all'intelligenza artificiale. Ma ciò non toglie che noi possiamo utilizzare questi strumenti per farci aiutare anche in questa attività, ben sapendo comunque che la responsabilità e soprattutto il giudizio finale li dobbiamo dare noi. Comunque, tanto per vedere quali possibilità ci offre, vedete, qui io ho scannerizzato sostanzialmente dei compiti che sono stati elaborati da studenti che partecipano ad un corso di chimica industriale. Allora, qui c'è il testo dell'esame che il docente ha dato, del compito che il docente ha dato agli studenti, e come vedete ci sono delle domande che riguardano la chimica, una domanda, 2, 3, 4. Poi c'è la domanda 4 che è più, diciamo così, discorsiva, che richiede sostanzialmente di elencare dei requisiti fondamentali che deve soddisfare la polimerizzazione. Allora, per valutare questa domanda c'è una rubrica valutativa che praticamente indica agli studenti su quali criteri sarà valutato il loro elaborato. E c'è un primo criterio
vedete che è della completezza della risposta. Un secondo criterio, correttezza delle informazioni, nel quale c'è anche una parola sconosciuta inserita. Poi c'è un terzo criterio, chiarezza ed efficacia. E quindi, come vedete, c'è una rubrica valutativa di una domanda che è presente in questo compito. Allora, gli studenti hanno svolto l'attività, vedete, hanno scritto su fogli il protocollo le loro risposte delle varie domande, fino anche appunto alla domanda 4. E adesso vado a visualizzare, eccola qui. Questo è il compito di uno studente, questo è il compito di un altro studente, vedete, in cui ha scritto la propria risposta. È una cosa che noi possiamo fare, quella sostanzialmente di chiedere a ChatGPT di fare un'analisi dei compiti, inviando a ChatGPT, vedete, il compito. Quindi qui io ho allegato, utilizzando appunto questo pulsante, aggiungi file o foto, il compito 1 e il compito 2, poi per errore ho legato 3 volte il testo all'esame perché non lo vedevo visualizzato, ma insomma questo non cambia la sostanza. E poi vedete, indico un prompt in cui dico, basandoti sulla rubrica valutativa per l'esercizio 4 che trovi nel file testo d'esame, valuta le risposte alla domanda 4 che trovi nei file compito 1 e compito 2. E lui praticamente mi fa la valutazione della domanda 4 e mi dice che per il compito 1 il criterio completezza andava molto bene e dà il voto 5 su 5. Il secondo criterio, vedete, 4 su 5 e poi 4 su 5, quindi complessivamente 13 su 15. Poi fa la stessa cosa per il secondo compito che valuta in maniera migliore. Quindi anche questa può essere un'attività che noi chiediamo. Come vedete, i sistemi di intelligenza artificiale non hanno difficoltà a riconoscere anche il testo scritto a mano, se lo alleghiamo, addirittura lo possiamo anche visualizzare davanti alla webcam del nostro computer e chiedere sostanzialmente un aiuto nella valutazione. Dopodiché noi potremmo valutare i compiti e vedere se concordiamo o meno con la valutazione che ci dà l'ambiente di intelligenza artificiale, che potrebbe per l'appunto mettere in evidenza, magari con delle rubriche un po' più sofisticate, mettere in evidenza degli aspetti che magari ci erano sfuggiti. E questa è per l'appunto un'altra attività che si può fare utilizzando gli strumenti che mette a disposizione questa tecnologia. E passiamo invece a vedere le risorse che possono essere utili per i nostri studenti. Allora, noi sappiamo che l'intelligenza artificiale generativa è come dire, vista con occhio molto critico da parte appunto di non poche persone, perché dà l'idea sostanzialmente che utilizzando questi ambienti si smette sostanzialmente di apprendere. Ora, noi sappiamo che l'avvento di ogni nuova tecnologia nella storia proprio dello sviluppo umano, all'inizio del proprio avvento ha creato questo genere di difficoltà, questo genere di problematiche. Per esempio sappiamo, per quanto ci ha riferito Platone, che lo stesso Socrate, che si era formato sostanzialmente in un periodo storico nel quale la scrittura non era diffusa, che riteneva, una volta che appunto viene a conoscenza di questa nuova tecnologia, che anziché essere uno strumento che avrebbe potenziato le nostre facoltà cognitive, sarebbe stato uno strumento che avrebbe, come dire, fatto perdere la memoria, che non avrebbero più gli uomini esercitato la memoria e la riflessione sulla base delle conoscenze che avevano al loro interno, ma affidandosi a dei segni esterni, sostanzialmente avrebbero perso la capacità di memorizzare. Ora, questa cosa, oltre alla scrittura, si è ripetuta sostanzialmente un po' con tutte le tecnologie, anche con la stampa. Quando per esempio si è diffusa la stampa nel Medioevo, e l'idea che chiunque poteva aprire un libro e leggerselo per conto proprio senza seguire l'analisi che si faceva invece quando c'erano stati i manoscritti, che quindi era una lettura pubblica,
avrebbe, come dire, reso impossibile capire il significato dei testi. Così naturalmente non è stato. Poi si riteneva che la possibilità di avere volumi a buon mercato avrebbe volgarizzato la cultura, ma naturalmente non ci si è resi conto invece di come questo sia stato uno stimolo per lo sviluppo delle scienze, no? E della cultura appunto in generale. Possiamo venire alla televisione, a tutte le altre tecnologie, alla rete internet, addirittura alle calcolatrici tascabili che avrebbero fatto perdere la capacità di fare calcoli sostanzialmente. E quindi ogni nuova tecnologia pone questo problema. Sembra quasi che deleghiamo alla tecnologia facoltà prettamente umane e che quindi le perdiamo. È molto probabile che effettivamente molte cose le perdiamo, ma ci sono altre cose che acquistiamo e che ci fanno sostanzialmente accedere ad un livello cognitivo diverso e superiore. Per esempio, lo sviluppo della rete internet ha, come dire, aumentato le nostre capacità associative, avendo la possibilità per l'appunto di poter procedere su un punto e poi affrontarne un altro attraverso i link che abbiamo a disposizione nei nostri siti web. Il testo scritto e la scrittura ha aumentato le nostre capacità analitiche, avendo una base a cui poter fare riferimento, ok? È chiaro che abbiamo avuto la possibilità di approfondire i temi in una maniera che senza il supporto della scrittura non potevamo farlo. Ora, che cosa riusciremo a fare con l'intelligenza artificiale e quali saranno le facoltà che svilupperemo? Avendo a disposizione questo potentissimo strumento che potenzia le nostre facoltà cognitive, è tutto da vedere, ma io sono fiducioso del fatto che noi come specie umana progrediremo ancora valendosi di questi strumenti. Bene, fatta questa premessa, andiamo a vedere come effettivamente anche chi produce questi ambienti si preoccupa del fatto che non forniscano, come dire, una conoscenza elaborata dall'ambiente e non facciano appunto riflettere gli studenti e si mettono appunto in una condizione con una serie di strumenti che effettivamente sono fatti per favorire l'apprendimento. Uno di questi è lo strumento che mette a disposizione ChatGPT che si chiama Study Mode. Se andiamo in questo ambiente, vediamo se riesco a trovarlo, sì. Eccolo qui, vedete, sempre su ChatGPT nella colonna di sinistra abbiamo la voce Study Mode. Se ci mettiamo in questo ambiente abbiamo, come dire, la possibilità, immaginando di essere uno studente che utilizza questo strumento, possiamo fare una domanda tipo quella che ho fatto io: mi spieghi le equazioni di secondo grado? Che qui purtroppo non si vede, non capisco perché. E allora l'ambiente mi risponde, prima dicendo perfetto, partiamo da, e poi comincia a parlare in tedesco, per un errore che ogni tanto lo fa. Allora io gli dico in italiano, per favore. Allora lui effettivamente si riprende e comincia a rispondermi in italiano. Allora crea una panoramica su che cos'è, vedete, dà una spiegazione di massima, ma poi si ferma sostanzialmente e dice ora tocca a te. Sai intuire cosa rappresentano i termini a alla x al quadrato di x e c? Quale effetto pensi abbiano sulla forma della parabola? Quindi come vedete non dà una spiegazione esaustiva, ma cerca di sollecitare lo studente con delle domande in modo da poter procedere con l'attività di analisi sull'argomento che abbiamo indicato. E quindi sostanzialmente se lo studente inizia ad interagire, verrà accompagnato passo passo attraverso appunto un processo di studio guidato da parte dell'ambiente ad approfondire l'argomento. Cioè non viene data la soluzione sostanzialmente e proposta la risposta agli studenti, ma vengono sollecitati a partecipare ad un percorso di analisi. E lo stesso fa un altro strumento che mette a disposizione Gemini. Questo strumento, vedete, si chiama apprendimento guidato e lo si può attivare selezionando questi puntini che ci mette qui a disposizione, per esempio, le varie attività.
Prima abbiamo visto che la modalità Canvas ci dà la possibilità di interagire sul testo di risposta. Qui invece, se selezioniamo la modalità apprendimento guidato e facciamo la stessa domanda, equazioni in secondo grado, vedete che viene data una risposta in cui vengono esposti i concetti chiave delle equazioni di secondo grado, ma poi praticamente chiede allo studente una domanda da che cosa vuole iniziare. Se vuole iniziare con la formula risolutiva, con il discriminante, con l'analisi di casi particolari. Allora, se io scelgo la formula risolutiva, qui vedete mi spiega praticamente la formula risolutiva, ma poi si continua e fa un'ulteriore domanda e si continua in questo modo. Quindi vedete si genera un dialogo che sollecita lo studente sostanzialmente ad interrogarsi, ad interrogare l'ambiente e a procedere sostanzialmente non con una presentazione che in maniera deduttiva spiega tutto il contenuto che uno studente cerca di affrontare, ma che in modo induttivo sostanzialmente coinvolge lo studente a una scoperta guidata dei contenuti. E questo per l'appunto sono due strumenti che sono stati ideati per gli studenti e che per l'appunto, di cui vi lascio il link e che se non conoscete penso che possano esservi utili anche per la vostra interazione con gli studenti. Inoltre, è praticamente l'ultima cosa che vi presento, sostanzialmente, per esempio invece con ChatGPT noi possiamo anche interagire in tempo reale con l'ambiente e quindi qui vedete, oltre a fare una domanda testuale, in basso vedete abbiamo il pulsante che ci consente di dettare le nostre domande, ma anche questo pulsante che consente di attivare una modalità vocale e di interagire con l'ambiente. Quindi adesso io farò una domanda a ChatGPT e cercherò di simulare una interrogazione che potrei avere in classe con il mio docente. Quindi ChatGPT, possiamo fare una sorta di role play. Tu sei un insegnante di storia che svolge un'interrogazione sulla Rivoluzione francese e io sono uno studente che ti deve rispondere. Quindi tu adesso potresti procedere a farmi una domanda, io ti darò la risposta e dopo tu mi darai un feedback formativo sulla mia risposta. Puoi procedere con una domanda sulla Rivoluzione francese, per favore? Assolutamente, facciamolo. Allora, cominciamo pure con la prima domanda. Immagina di essere in classe. Ti chiedo di spiegarmi in poche parole quali furono le principali cause socio-economiche che portarono allo scoppio della Rivoluzione francese. Poi ti darò un feedback su quello che mi rispondi. Le principali cause della Rivoluzione francese furono l'insorgere di nuove classi sociali che non avevano adeguato spazio politico ed economico nella società che era gestita dalla nobiltà sostanzialmente e dall'aristocrazia, che non dava spazio alla borghesia emergente e al terzo stato. Quindi in sostanza diciamo che l'evoluzione della società era bloccata dalla resistenza che opponeva l'aristocrazia a non voler cedere il proprio potere di governo della società francese. Ottima risposta. Hai centrato bene il punto principale. Il tuo ragionamento sul fatto che la nobiltà e l'aristocrazia tenessero bloccato l'accesso al potere politico ed economico per la borghesia emergente e il terzo stato è assolutamente corretto. In più hai sottolineato bene che c'erano tensioni sociali e una sorta di immobilismo che alimentava il malcontento. Come feedback ti suggerirei solo di ricordare anche il contesto economico più ampio, per esempio la crisi finanziaria e la carestia, che esasperarono ulteriormente la situazione, ma nel complesso la tua risposta è stata davvero buona. Mille grazie. Ecco, e poi naturalmente viene riportato il dialogo all'interno per l'appunto di ChatGPT.
Anche questo può essere uno strumento, come vedete, che può essere utile per quanto riguarda il, le funzionalità che mettono a disposizione questi ambienti. Ora, ovviamente ci sono molte questioni aperte, sappiamo che ci sono problemi con la privacy, i diritti d'autore, che non vengono, non sempre vengono rispettati per l'appunto da chi si appropria di questi dati e li usa per l'appunto per generare le risposte. Trasparenza, non sappiamo bene come questi algoritmi operino, tante volte non lo sanno neanche i programmatori. Poi ci sono i bias che vengono amplificati dall'ambiente, perché naturalmente la base di conoscenza di questi ambienti è la cultura che abbiamo a disposizione, soprattutto nella rete internet, nel web, e lì tutti i bias che sono lì presenti vengono riprodotti. Allucinazioni, che gli algoritmi di elaborazione di questi ambienti sono progettati per dare comunque delle risposte anche quando non si hanno basi affidabili per dare delle risposte. Allora questi ambienti inventano effettivamente delle risposte, e quindi questo è un problema che sinceramente recentemente si è molto attenuato. Un paio d'anni fa era abbastanza importante, ma ora non più molto. E poi c'è il problema delle risorse che consumano questi ambienti, che sono notevoli, anche se anche da questo punto di vista lo sviluppo tecnologico sta facendo grandi passi avanti per ridurre la quantità di energia e la quantità di acqua che questi data center che elaborano queste le risposte dell'intelligenza artificiale consumano in maniera veramente notevole. Bene, io avrei finito. Come vi avevo promesso, vi condivido il link della presentazione, dove potete trovare i vari link che ho predisposto per questo percorso che vi ho proposto, e la potete visualizzare la presentazione appunto scannerizzando il QR code oppure andando al link che vedete lì sotto. Io vi ringrazio e sono a disposizione per eventuali vostre domande. Sì, professore. Sì? Volevo chiederle, a proposito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa a scopi didattici, che tipo di resistenze, facendo, diciamo, leva sulla sua esperienza, ha trovato? Eh, ehm, la resistenza maggiore deriva soprattutto dall'approccio che generalmente abbiamo di fronte alle novità. Allora, ognuno di noi sa bene che organizza la propria vita cercando per l'appunto di, come dire, ripetere schemi sui quali si trova bene, è affidabile, c'è una certa consuetudine. Per cui il cambiamento non è una cosa che mette in difficoltà la scuola, gli insegnanti. Il cambiamento è una cosa che mette in difficoltà praticamente tutti noi. E le resistenze derivano quando non si ha una sufficiente informazione sulle potenzialità che l'innovazione, anche del carattere tecnologico, può portare all'interno delle scuole, e quindi sostanzialmente si cerca di procedere nel territorio che ci fa sentire sostanzialmente a nostro agio. Io credo che di diffondere informazione, comunicazione e cultura per l'appunto su questi nuovi ambienti, sulle tecnologie, sia il migliore sistema per superare le eventuali difficoltà e resistenze che ci sono, perché conoscendogli questi strumenti si possono non solo sfruttare per migliorare la propria pratica didattica, per agevolare la propria attività di insegnante, la propria professione, ma anche per migliorare proprio l'apprendimento degli studenti e poterli utilizzare in un modo tale che effettivamente favorisca l'apprendimento degli studenti, migliori l'apprendimento degli studenti, migliori la partecipazione e anche il benessere dei nostri studenti a scuola.
Ora sappiamo che, per esempio, alcune attività tipo i compiti per casa non possono più, bene o male, essere assegnati agli studenti in una maniera tradizionale, perché sappiamo che è molto difficile sapere se gli studenti li realizzano effettivamente oppure se si affidano banalmente a questi strumenti per svolgerli, no? Quindi è chiaro che l'impulso, cioè quando tutti noi ci accorgiamo che ciò che abbiamo sempre svolto e che ha, come dire, dato degli ottimi risultati non funziona più tanto bene perché qualche elemento del nostro ecosistema è cambiato, quando ci rendiamo conto che la nostra azione non può più essere tanto efficace, a quel punto lì diventa facile per tutti capire che è opportuno per l'appunto cambiare e trovare nuova modalità per risolvere i problemi e quindi le resistenze si abbassano. E quindi anche da parte dei genitori ci deve essere un continuo controllo affinché anche gli studenti a casa possano svolgere il lavoro utilizzando sì l'intelligenza artificiale, ma non come scorciatoia, ma come strumento di apprendimento. Sì, solo che non parlerei tanto di controllo, perché effettivamente è una impostazione che non è molto produttiva, cioè non è molto produttiva né sul piano educativo né molto produttiva sul piano fattuale. È praticamente molto difficile avere il controllo di quello che possono fare dei ragazzi giovani che hanno una certa consuetudine con le tecnologie, e da parte dei genitori che magari non hanno quella capacità di analizzare, né hanno la possibilità, né possono avere il tempo per controllare che cosa fanno i propri figli con le tecnologie. Ci deve essere un piano educativo e ci deve essere anche, come dire, un'impostazione scolastica che induca gli studenti ad utilizzare in maniera appropriata queste tecnologie. Cioè, voglio dire, se lo studente è consapevole che fa svolgere i compiti o le attività all'intelligenza artificiale generativa e poi quando arriva in classe, se non ha effettivamente cercato di apprendere, cioè di capire ed utilizzato anche questi strumenti con questa finalità, si trova in difficoltà in classe perché o non riesce a seguire le lezioni o non riesce ad interagire con l'insegnante dando spiegazioni su quello che ha realizzato, allora questo tipo di attività fa capire allo studente sostanzialmente che è opportuno procedere su un piano dell'apprendimento, non sul piano di copiare le attività. Okay? Ma ancora più importante è cercare di far capire allo studente quanto è importante per lui l'apprendimento e quanto è importante per lui apprendere cose che devono essere sempre più collegate con la propria esperienza di vita. Cioè lo studente deve capire sostanzialmente che ciò che apprende a scuola è ciò che gli serve per affrontare la vita in una maniera più produttiva e migliore per lui stesso. Ecco, quindi bisogna agire sempre sul piano educativo. E quindi sono gli stessi docenti che dovrebbero suggerire agli studenti l'approccio con l'intelligenza artificiale, cioè dovrebbero loro introdurli all'utilizzo del prompt giusto, quindi questo dovrebbe avvenire già a scuola in pratica. Sì, sostanzialmente questo deve avvenire e deve avvenire soprattutto attraverso l'esempio, cioè il docente dovrebbe riuscire ad avvalersi di questi strumenti e di dare delle indicazioni, fare da guida per gli studenti per spiegare loro e indicare loro come potersi avvalere di questi strumenti in maniera efficace e quindi facendo didattica che si basa su questi strumenti, non soltanto che li utilizza per l'appunto, per esempio, per generare risorse, ma anche per modificare la propria didattica basandosi sul nuovo sistema cognitivo che questi strumenti mettono a disposizione. No? Quindi in sostanza, per esempio, una modalità che è già patrimonio comune del corpo docenti ormai da parecchi anni, ma che trova nuova linfa con l'avvento per l'appunto dell'intelligenza artificiale generativa,
metodologie didattiche innovative come la Flipped Classroom, per l'appunto trovano un contesto ancora più funzionale a queste modalità ora con l'intelligenza artificiale generativa, perché anziché dedicare del tempo a dare, come dire, con delle lezioni frontali, conoscenze agli studenti, cercare di condividere con loro conoscenze che gli studenti possono trovare agevolmente appunto a disposizione anche attraverso queste tecnologie, in forme, modalità anche multimediali o interattive che possono anche essere molto efficaci, no? Allora, sostanzialmente, anziché dedicare tempo a questa cosa che può avvenire al di fuori del tempo che abbiamo in classe con i nostri studenti, appunto generiamo queste cose, chiediamo agli studenti per l'appunto con dei percorsi che il docente progetta di acquisire delle conoscenze su queste e poi dedichiamo il tempo in classe per dialogare con loro, discutere con loro, approfondire con loro attraverso appunto un dialogo e quindi attraverso pratiche di didattica attiva le conoscenze che gli studenti possono acquisire appunto al di fuori e attraverso le nuove tecnologie. La possibilità di interagire con gli studenti attraverso questi meccanismi di didattica attiva sostanzialmente produce un apprendimento che ormai da decenni la ricerca pedagogica ha messo in luce. Quindi a maggior ragione oggi coinvolgere gli studenti e farli partecipare attivamente quando sono a scuola. Professore, io immagino una situazione in classe dove effettivamente il tempo scorre anche tanto velocemente e non c'è veramente, si può dire, il tempo per fare tutto, però quando si attiva una lezione in classe e si vuole subito coinvolgere gli studenti, ad esempio si può proporre un brainstorming anche in maniera interattiva. Il problema è che ora si pone, soprattutto per le scuole secondarie di primo grado, la difficoltà anche rispettando le linee guida Valditara, cioè non si può più chiedere ai ragazzi di inquadrare ad esempio un QR code perché è vietato l'utilizzo della tecnologia propria, no? E quindi si è fatto poi un veto diffuso, quindi evitiamo la tecnologia in classe, ad esempio, come se fosse una forma di protezione, una forma di timore di non rispettare le linee guida. O sbaglio? No, è così purtroppo, cioè, ha ragione, però anche se per l'appunto è molto discutibile, si potrebbe parlare a lungo di questo provvedimento, ed è ovvio che nelle intenzioni anche del Ministro era per l'uso, diciamo così, non appropriato della tecnologia in classe, no? Mentre invece se fosse possibile, ma per l'appunto capisco che non è molto semplice, consentirne un uso di carattere didattico che in qualche modo penso che insomma, sia ancora possibile svolgere, è chiaro che nessuno sarebbe contrario e neanche il Ministro con ogni probabilità. Ciò non toglie che, come dicevo prima, non è strettamente necessario che per fare didattica attiva si abbiano a disposizione gli strumenti. Cioè io capisco che per esempio un brainstorming, ma anche una votazione che si può fare con gli strumenti di instant pooling attraverso le tecnologie sarebbe molto più semplice, ma si possono fare anche con delle fogli di carta che esprimono le decisioni degli studenti, cioè in qualche modo si può fare. Purtroppo per l'appunto anche senza avere la possibilità di utilizzare la tecnologia, in ogni caso forme di didattica attiva in classe con gli studenti sono sempre realizzabili. Insomma. E si dedica poi, si progetta un'attività didattica nella quale l'interazione con la tecnologia che ci deve essere, perché gli studenti concepiscono il mondo attraverso le nuove tecnologie e noi cercare di escluderle completamente dalla loro vita, diciamo così, accademica è veramente molto poco produttivo. Devono per l'appunto interagire, ma a questo punto al di fuori del tempo d'aula. Immagino quante situazioni diverse e più o meno difficili ci siano in una classe, in un'aula. Immagino anche quanto possa essere utile un supporto di intelligenza artificiale generativa per gestire, ad esempio, i bisogni educativi speciali. A tal proposito, anche qui potremmo personalizzare i bisogni
per ognuno? Quindi Sì. personalizzare l'aiuto per ogni studente? Sì. La personalizzazione dell'apprendimento viene da tutte le ricerche, le analisi di mercato che vengono fatte nell'ambito appunto dell'innovazione scolastica come il primo punto nel quale l'intelligenza artificiale generativa interverrà, perché ci darà la possibilità per l'appunto di personalizzare i percorsi e quindi di includere tutte le studenti che hanno bisogni educativi speciali, creando delle risorse, delle realtà, delle modalità di interazione specifiche per loro. Abbiamo visto prima, per esempio, come si possono creare dei tutor personalizzati. Io ho fatto l'esempio di tutor che sono specializzati su specifiche discipline, ma si possono fare tutor che sono specializzati anche su specifici bisogni e che possono per l'appunto interfacciarsi più adeguatamente con gli studenti che hanno qualsiasi di esigenza di carattere educativo, insomma, diciamo così, diversa, ecco. E quindi questo è un aspetto veramente significativo che è alla portata di tutti i docenti. I docenti hanno la possibilità attraverso questi strumenti, come abbiamo visto, di personalizzare percorsi, di creare risorse specifiche per ogni studente, molto facilmente e sempre facendosi aiutare da questi strumenti. Tutto per i docenti che sono meno avvezzi alla tecnologia, cosa suggerisce? Quale approccio, quale intelligenza artificiale potrebbe essere la più semplice da sperimentare, quindi iniziare a prendere confidenza, ecco, prima di portarla poi in aula, ecco, perché prima di portarla in aula bisogna un pochino, tra virgolette, giocarci. Sì, beh, quelle che cioè, onestamente, la risposta a questa domanda io l'ho in qualche modo distribuita all'interno della presentazione che ho fatto. Ora, se si ripercorre i vari percorsi, i vari passi che abbiamo visto, ci sono dei link a delle risorse che sono sostanzialmente quella di ChatGPT o di Gemini, che offrono effettivamente, per quanto riguarda la didattica, probabilmente i servizi migliori. Però, ad essere sincero, come sappiamo c'è tantissima concorrenza, ci sono tantissime aziende che producono servizi altrettanto buoni, adesso senza portare l'acqua al mulino di nessuno. La cosa veramente che può fare un docente è quella semplicemente di cercare di rimboccarsi le maniche, se appunto non l'ha già fatto, e di provare a sperimentare appunto questi ambienti. I docenti che l'hanno già fatto e che sono già più esperti, credo che molte delle cose che ho condiviso con loro già le conoscano e molto probabilmente non sono loro che hanno bisogno sostanzialmente di avere qualche aiuto in più, insomma, ecco. È più che altro un po' a tutti gli altri docenti che per l'appunto può essere utile provare con mente aperta a cercare di approcciarsi a questi nuovi strumenti. E ovviamente quando si arriva a questo punto non si può tornare indietro, ma bisogna effettivamente guardare avanti, guardare al futuro, guardare con fiducia e sperimentare. Ecco, questo è il suggerimento per tutti, sia per chi è della vecchia guardia, per chi la tecnologia la vede come un mondo completamente distante da sé, e sia per chi invece ha questa voglia di provare, ma anche allo stesso tempo la resistenza nel timore di non farcelo, di commettere degli errori. Ecco, bisogna sperimentare e poi, come diceva Frère, si impara anche, chi insegna impara insegnando, chi impara insegna imparando. E quindi è sempre molto bello questo essere docenti, ma allo stesso tempo mettersi alla prova ogni giorno. Purtroppo con l'evoluzione che è sotto i nostri occhi, non soltanto con delle tecnologie, ma anche come sta evolvendo anche la cultura e tutto il sistema conoscitivo nel quale siamo immersi, purtroppo questa è una cosa dalla quale non ci si può esimere, soprattutto se si è docenti.
Grazie professore, lei è stato davvero prezioso con tutti i suoi suggerimenti. Io ho preso appunti perché nonostante sia una che sta lì a cercare sempre la soluzione migliore tra le proposte nel campo dell'intelligenza artificiale, c'è sicuramente tanto ancora da imparare. A me è piaciuto moltissimo ad esempio queste risorse per gli studenti e quindi il tutor che non dà soltanto la risposta ma aiuta gli studenti a comprendere il processo, ecco, verso la comprensione. Questo è davvero molto importante. E poi attraverso una forma di autoanalisi probabilmente tutti noi docenti, quindi mi metto in mezzo anche io, dovremmo capire quanto la lezione è stata coinvolgente e cosa potremmo fare per renderla ancora più interessante. Professore, lei è stato davvero prezioso e la ringraziamo. Ovviamente l'intervento che lei ci ha offerto è sempre visibile e fruibile sul canale YouTube del Comune Vittorio Veneto, perciò chi non ha fatto in tempo a seguirci adesso potrà farlo a suo tempo, diciamo, potrà farlo anche successivamente senza limiti. Io vorrei, oltre che salutarla, ringraziarla e poi vorrei dire che mentre sta per concludersi questo secondo incontro della prima giornata della quinta edizione di Educhiamoci, ci prepariamo anche ad ospitare la prossima ospite che avremo in collegamento alle 20:30, sempre qui dall'Aula Magna, ed è la professoressa Giovanna Mascheroni, docente presso l'Università di Padova, con cui affronteremo il tema le sfide dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e dei media per i diritti dell'infanzia. Come vi dicevo prima, ogni giornata ha un tema chiave, quello della giornata odierna è proprio dedicato alla tecnologia, quindi all'intelligenza artificiale, al buon uso che se ne può fare, agli aspetti, ai rischi e ai pericoli, soprattutto questa voglia di utilizzarla in maniera consapevole e sfruttando il meglio ciò che il progresso ci propone. Io vi ringrazio per essere stati con noi così cari e affettuosi, grazie anche per le domande che ci sono giunte e quindi ci vedremo tra pochissimo alle 20:30. Bene, Grazie. Arrivederci. Grazie Salve, professore. buona serata a tutti. Salve.